Un così largo consenso lo carica anche di responsabilità, voglio dire, le aspettative degli elettori veneti nei suoi confronti sono elevate. Chi ha tempo non aspetti tempo, il mondo economico richiama subito l'attenzione del riconfermato presidente Zaia alla dura realtà, l'autunno con tutte le sue incognite, una crisi post-Covid ancora da superare completamente, un futuro incerto. Sarà la stagione dell'economia, sarà la stagione delle riforme, sarà la stagione in cui si deve fare tutte quelle cose che devono essere fatte e che poi sono quelle che da anni chiediamo, per cui infrastrutturazioni tecnologiche, infrastrutturazioni viarie, la TAV. Alla politica è chiesto un cambio di passo e la stessa autonomia deve essere vista in chiave più ampia. Credo che anche il modo di fare politica e quello che è il rapporto fra chi governa e chi fa opposizione e controllo deve anche questo cambiare nei modi ed essere molto più efficace, e l'opposizione deve sì fare le azioni di controllo ma essere propositiva e remare tutti verso una rinascita del Veneto. Non è solo un problema di autonomia del Veneto, è un problema di completa riforma che deve passare anche per un ruolo maggiore delle regioni, per cui l'autonomia regionale, ma di tutta Italia, non solo del Veneto.